DCP approvato, adottato qualche tempo fa, prevede, adesso sono scomparse. Allora, se noi andiamo a mettere mano e andiamo a individuare quali sono le vasche di laminazione, andiamo ad individuare quali piani di assetto del territorio, inevitabilmente andiamo a toccare anche altre parti dove magari si dovevano costruire centri commerciali piuttosto che parti magari vincolate perché c'è il contesto figurativo in atto. Quindi è inevitabile dover riprendere in mano il PTCP nella sua interezza. Ho fatto questo esempio perché credo lo capiate tutti, insomma, no? Quindi questo è decisivo al fine di mettere in sicurezza il territorio. Riguardo al CIS, cioè lascia intendere che bisognerebbe modificare il progetto fondamentalmente, perché se sono già previste le casse di espansione, le casse di... Erano, adesso sono scomparse. Ah, sono scomparse. Per cui bisogna rimetterle in piedi, Ma non si dice che quella zona è già sicura perché c'è... Perché c'è l'altro bacino? No. No, la sicurezza è data dal progetto della Pedemontana e del casello autostradale, che però adesso sono solo loro che hanno fatto tutti i progetti con il recupero dell'acqua e quindi con le vasche di laminazione eccetera. Per il CIS c'è solo un progetto di massima dove c'era poco costruito e molto spazio, per cui il terreno assorbe, mentre con il centro commerciale spesso e volentieri succede l'inverso, e qui si propone di fare 80 metri di area commerciale dimenticandoci che c'è un problema conseguente di acqua molto delicato, perché tra l'altro lì è una zona che scarica tutta dentro il fiumicello Brandola. Il fiumicello Brandola porta circa 12 metri cubi secondo, una portata massima, ma in tempi di ritorno questa volta non ci siamo andati noi sotto, per fortuna, ma normalmente il fiumicello Brandola ha le sue zone, soprattutto in Brandola, sono considerate comunque zone esondative. Il progetto di Bixio, che è stato fatto proprio per cercare di eliminare questo problema, con un canalone costruito fino a Sarego eccetera, che poi è un'opera che siccome costa troppo si è un po' tornati indietro. Prevede che ci siano tempi di ritorno di 40 metri cubi secondo, 30 metri cubi secondo, per cui è impossibile che il fiumicello prenda gli porti. Da questo punto di vista o si fa vasche di eliminazione prima oppure dopo si crea il danno, e quello che non si spende prima lo si spende dopo in 5 minuti. Tutto quello che non è stato speso fino adesso l'abbiamo pagato 10 volte tanto in 5 minuti. Mario Dal Monte, capogruppo di UDC. Ah, lo conosco, sì. La legge regionale, la 11 del 2004, no? Prevede che i tempi siano di 60 giorni, una volta espiate i termini ultimi delle osservazioni, per recepirli contro dei bulli e che siano votati dal Consiglio e poi mandati in Regione. Allora, voi sapete che i tempi del PTCP sono stati procrastinati dal 4 di agosto al 15 di ottobre. Quindi in linea teorica 60 giorni, anzi non in linea teorica, 60 giorni partono dal 15 di ottobre, per cui dovrebbe essere recepite o meno, in conto dedotte o meno, le osservazioni entro il 15 dicembre, per essere poi mandate in Regione. Siccome però le norme vengono fatte così, sono previsti i termini, ma non è prevista una penalità se per caso non lo fai. Una decadenza. O una decadenza, non è previsto nulla, per cui tutti veramente se ne stanno. Voci interne della maggioranza dicono dopo le ferie. Dopo le ferie. Per quello che interessa. Sì, dopo le ferie. Perché devono mettersi d'accordo. Ma non solo, dopo Natale, ma non solo, anzi No, nell'anno nuovo. Chiedo scusa, le ferie d'estate, non le ferie natalizie. Nell'anno nuovo.